puntuali come sempre, mezzogiorno arriva, io compro Siciliano Live. Bentrovati da Diana Chiavetta all'interno del format che ci racconta il meglio della Sicilia, come quello che potete trovare sul nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com. E allora ci colleghiamo subito con l'ospite che oggi ci porterà nel suo mondo, quello dell'azienda agricola I Due Palmenti. Possiamo dare subito il benvenuto a Martino Allera. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Ben arrivato Martino, come stai? Bene, molto molto bene. Spero anche tu. Abbastanza bene. Senti, siamo a metà marzo, sta per arrivare la Sì. primavera. Che periodo è questo per la vostra azienda che ricordiamo si occupa di quelli che sono queste piante aromatiche che sono proprio il simbolo tipico della nostra Sicilia? Ma innanzitutto è un periodo di preparazione a quella che è la raccolta che avverrà intorno a giugno. Quindi da fine maggio, inizi giugno, inizierà quello che è appunto il momento più bello, se così si può dire, ovvero andare a coronare quello che sono stati i sacrifici di un anno. Quindi ci prepariamo, qualche zappatura ovviamente nei filari, eliminazione di quelle che possono essere le malerbe. E niente, già le piantine stanno cominciando a, come dire, a risvegliarsi dal riposo invernale, quindi ciò ci lascia ben sperare, insomma, per quello che verrà a breve. La tua è una storia bellissima. Chi segue con attenzione Io Compro Siciliano Live ti ha già conosciuto in un altro orario, in un altro appuntamento. Però possiamo tornare indietro di qualche anno e raccontare che cosa è accaduto. Tu sei un agronomo, ad un certo punto hai visto questo terreno abbandonato. Sì, sì, proprio così. Era un terreno, capitava spesso di passare per questa strada. E niente, c'era questo terreno che ormai è abbandonato, parliamo un antico vigneto, ma abbandonato da decine e decine di anni. E niente, quindi insomma si sono creati i presupposti per poterlo rilevare e da lì volevo coltivare qualcosa, come dire, di particolare, comunque qualcosa di inusuale per quello che è il territorio. Consideriamo che Ricordiamo, ci troviamo a Pedara. sì, assolutamente, Pedara è un paese a circa 600-610 metri sul livello del mare, di circa 14.000 abitanti, quindi come dire, col tempo è cresciuto anche Pedara in termini ovviamente di abitanti. E niente, da qui volevo coltivare qualcosa un po' di particolare che si differenziasse, insomma, dai classici vigneti, dei classici frutteti che comunque insistono sul territorio da secoli. E allora ho pensato alle erbe aromatiche. Parliamo comunque di piante che in ogni caso crescono spontaneamente in quello che è il territorio, il mio territorio, nei boschi. Parlo dell'origano, ma comunque lo stesso rosmarino, salvia vengono anche coltivati, insomma, come piante ornamentali. E chi non ha nel proprio balcone di casa, quale siciliano non ha appunto il suo vasetto magari di aromi freschi da utilizzare durante la preparazione insomma, dei propri piatti. E da lì è nata, Però diciamo, bisogna l'idea avere di anche un po' di coltivare. pollice verde, perché io sono una specie di serial killer di piante di basilico, faccio outing così Ah, pubblicamente. Niente, ma il non mi basilico, il riesce. basilico magari è un po' più delicato, quindi con il rosmarino è difficile che le piante possano morire, quindi ti invito magari a provare il Ok, rosmarino, la salvia. Quindi accetterò il tuo eh, consiglio. e niente, quindi diciamo, l'azienda nasce nel 2018, quindi è stato comunque un crescendo, è stato un percorso, non ti nego, anche abbastanza complicato, perché iniziare da zero non è mai facile, poi il periodo è quello che è, ma poi nonostante comunque i miei studi, ti devi anche scontrare con quello che è la realtà, con quello che è appunto la realtà dei fatti, e quindi sicuramente la buona riuscita comunque di un'idea necessita di esperienze, necessita quindi di errori, e quindi pian pianino, insomma, sono arrivato ad essere oggi pienamente produttivo e aspettare appunto questa raccolta del 2021.
Però te lo devo chiedere perché tu mi dici tutti i siciliani hanno nel loro orticello sul proprio balcone la piantina di erbe aromatiche, o quantomeno ci provano, aggiungo io. Sì. Però quando tu hai scelto di fare prendere questa linea per dedicare questi terreni appunto alla coltivazione di erbe aromatiche, Sì. pensavi a chi conosce bene queste erbe oppure pensavi già di poter arrivare fuori dalla Sicilia, in Italia, e portare questi profumi della nostra terra a chi è lontano dalla nostra terra? Ma questa, questa è una bella domanda, ma sicuramente pensavo al fuori, perché comunque in Sicilia si tratta di piante che bene o male conoscono tutti, ma pensando invece già al nord Italia, al nord Europa, a quei posti che geograficamente a causa, diciamo, di un clima differente dal nostro non possono, come dire, beneficiare di queste piante, di questi profumi, bene, questa sicuramente è un'idea che ho sempre avuto e che pian pianino, quotidianamente cerco di portare avanti. Abbiamo un video, chiedo al nostro regista Paolo Gatto di farci vedere un po' dei due palmetti, vediamoli insieme. Che meraviglia, io non posso perché sarebbe un conflitto di interesse, chiederei una fornitura a vita di origano che io metterei ovunque, ragazzi, è un debole, però insomma, più o meno per tutte le erbe aromatiche, ma l'origano lo infilo dappertutto, penso che dia una spinta di sapore particolare veramente con pochissimo, ma al di là di quelli che sono i miei gusti personali che interessano forse a nessuno. Cosa ti viene chiesto di più? Ci sono delle erbe che sono conosciute più delle altre, qualcuna che ancora non è sfruttata e usata abbastanza secondo te come erba tipica siciliana che magari fuori da qui conosco poco? Allora, sicuramente, come dicevi tu, l'origano è quello più richiesto, quello più diffuso, quello più conosciuto, anche perché non c'è pizza senza origano, secondo me, quindi partiamo Cioè, io da... faccio origano con pizza, però quello caso a E parte. quindi diciamo partiamo appunto da questo principio. Allora, altre diciamo meno conosciute che io sto comunque cercando insomma di diffondere, posso parlare ad esempio della Santoreggia, non so se l'hai mai provata. Cos'è? No. Praticamente è un'erba aromatica, è leggermente piccante, quindi se non volessi, di, come dire, parlare comunque, considerare il peperoncino, usare il peperoncino perché magari, anche se le mie varietà di peperoncino comunque non sono fra le più piccanti, quindi Ok. comunque si tratta di una piccantezza media. La Santoreggia quindi è leggermente piccante, leggermente pungente direi, e si utilizza molto ad esempio da abbinare in presenza di carni o di legumi. Già considera che gli antichi romani lo utilizzavano abbondantemente, già è stato, diciamo, è documentato, ad esempio, per accompagnare i fagioli, piatti di fagioli o altro. Quindi questa è Scusa, tu un'erba, come sei diciamo, andata a interessante. scovarla? Ma ho fatto delle indagini comunque su quali erbe crescono appunto nel territorio e quindi c'è anche, come dire, una ricerca storica, una ricerca anche, come dire, geografica, perché prima di impostare un'attività, un'azienda, è bene, diciamo, documentarsi, è bene fare appunto le proprie valutazioni. Ma Poi, quindi la continui a Santoreggia... cercare? Sei sempre Come? pronto? Continui a cercare, sei sempre pronto a scoprirne di nuove?
Ma questo sicuramente, cioè fermarsi è impossibile secondo me, quindi come dire, quello che per oggi può essere un arrivo in realtà è un punto di inizio dal mio punto di vista, quindi come dire, anche in futuro comunque ho in mente di lanciare anche altri prodotti, quindi parliamo di miscele che di erba aromatica, comunque ci sono anche come dire, delle idee interessanti che pian pianino voglio concretizzare. Quindi la Santoreggia sicuramente magari è quella meno conosciuta, ma che invito appunto tutti voi magari diciamo a provare. Va Poi consumata, è uno di quei tipi di erba che va solo essiccata o anche fresca? Perché non la conosco proprio. ma io essicco sempre comunque perché Ok, l'essiccazione certo. permette appunto a questi aromi di conservarsi nel tempo. Quindi, come dire, l'utilizzo del fresco è più Lasciamolo difficile. stare. Sì, no, anche perché devi considerare, ad esempio, parlo della menta. La menta è un'altra, diciamo, eccellenza che propongo perché è comunque una pianta, diciamo, più particolare, una pianta più delicata. Quando si taglia, addirittura, se non si, come dire, tratta nel modo giusto, già diventa nera, già a contatto con la luce. E quindi deve essere, come dire, lavorata in un certo modo per cercare come dire, di presentare il prodotto quanto più verde è possibile, perché come dire, l'obiettivo della mia azienda è quello di dare prodotti comunque di qualità, dei prodotti che siano quanto più vicini alla pianta quindi in sé. Quindi molta attenzione appunto al discorso della lavorazione anche. Quindi la Santoreggia sicuramente, la stessa menta comunque nelle macedonie, oppure anche in piatti a base di pesce, quindi si presta anche molto bene. Bene. Magari sono quelle erbe che non come dire, si considerano magari soltanto nei cocktail, se così si può dire, mojito, come dire, in primis, ma che in realtà hanno, dal mio punto di vista, anche un utilizzo concreto anche nella cucina di tutti i giorni. Anche perché io immagino già, tu hai detto mente e frutta, a me si sono chiusi gli occhi e mi è venuto in mente un bel piatto estivo di frutta fresca con questo sentore di menta ed è veramente un capolavoro. Poi basta veramente poco per accendere le nostre papille gustative e regalarci delle gran belle emozioni. Noi adesso però sgraniamo gli occhi ed entriamo ancora una volta all'interno dell'azienda Due Palmenti. Complimenti per il montaggio. Il punto è che tutti quanti in questo momento vorremmo lì passeggiare per queste campagne, però quello che possiamo dire è che attraverso www.iocomprosiciliano.com potete trovare i prodotti della dieta Due Palmenti e quindi rivivere quelle atmosfere attraverso i sapori, perché poi lo scopo in fondo è quello. Assolutamente, assolutamente, proprio provare, come dire, a gustare quei territori, anche se magari non si può essere lì fisicamente, quindi sicuramente con i prodotti, insomma, che propone la mia azienda, si può fare qualcosa, insomma, potete rendere qualsiasi piatto in cucina, se così si può dire, più saporito, comunque più siciliano. Ma tu sai cucinare, Martino? Domande private in sede pubblica, però. Sni. Diciamo che ho molto da imparare da questo punto di vista, quindi come Non dire, ti lanci in sperimentazioni con le tue erbe all'interno di piatti particolari, stravolgendoli un po'?
Ma lo lascio fare principalmente comunque a mia madre, quindi, però, come dire, è un ambito interessante che quando ho tempo, come dire, approfondisco, anche se la strada è ancora lunga da questo punto di vista. E vabbè, tu ti occupi per tutti noi di prepararci questa materia prima, che può sembrare superflua, perché uno dice devi fare tutto il piatto, servono tutti quegli ingredienti, poi l'erbetta aromatica dice va all'ultimo lì, e invece no. E invece, cioè, pensiamo che sia il peperoncino, che sia la menta, che sia la salvia, tutto quanto, sono veramente quello che fa la differenza in un piatto, quello che ti può permettere sia di fare un figurone quando un giorno potremo avere nuovamente degli ospiti a cena, sia onestamente anche per noi stessi godercelo. A volte anche, guarda, anche nel fare un semplice panino, ecco, con un po' di affettati o con un po' di formaggio, basta mettere un po' di erbette giuste e quel panino lì che ci serve da portarci per la pausa pranzo di corsa, cambia sapore. Sì, no, assolutamente. Anche perché, ad esempio, faccio l'esempio del timo. Non so se utilizzi spesso il timo. Il Sì, timo, come sì. dire, è quasi un sostituto del sale dal mio punto di vista, perché comunque si presta, ad esempio, molto bene nelle carni rosse o comunque è molto, molto saporito. Quindi, ad esempio, come dire, una sbriciolata di timo in un panino oppure va bene, parlando delle focacce e quindi Eh. focacce calde, olio, origano, insomma, basta veramente poco per fare la differenza, hai perfettamente ragione. Eh sì, quindi noi oggi vi stiamo raccontando questo mondo, ma se tu dovessi parlare ad altri giovani imprenditori, cosa potresti dire della tua esperienza che ti ha portato a mettere radici ancora di più in questo nostro territorio siciliano, facendo anche un po' una scommessa, perché tu hai scommesso su qualcosa di poverissimo, no? Parliamo di erbe che per tutti i nonni erano normalmente nelle loro campagne, erano a portata di mano. Tu hai scommesso in questo per farlo diventare un'impresa e per arrivare veramente ovunque. Allora, diciamo che innanzitutto dal mio punto di vista comunque si parte sempre da un'idea, comunque una predisposizione. Nel mio caso specifico stare in campagna è sempre stato, come dire, il mio sogno, quindi partivo già da questa base che ha supportato poi successivamente anche la scelta imprenditoriale, perché anche avere un'azienda era, come dire, è stato da sempre comunque anche il mio sogno. Quindi sicuramente guardarsi attorno, guardare quello che il territorio può offrirci e di conseguenza andare appunto ad investire ovviamente il proprio tempo, insomma le proprie risorse in un qualcosa che dal proprio punto di vista può suscitare interesse negli altri, perché alla fine si parla sempre di un'azienda, quindi un qualcosa che deve portare anche un riscontro economico. Quindi quello che posso dire a altri giovani o comunque persone che magari hanno interesse e intenzione di fare quello che ho fatto io, sicuramente di non demordere, di cercare in tutti i modi appunto, nonostante le difficoltà che ci sono assolutamente, che ci saranno sempre, giustamente, di andare avanti, insomma, di affermare quella che è la propria idea e poi sicuramente un pizzico di fortuna, quello ci vuole sempre, quindi Vedi che inutile poi tu dirlo. ci vai a pizzico, come si possono usare le Sì, erbe, anche con la sempre fortuna. deformazione professionale. Ormai l'unità di misura è quella. Vediamo qualche messaggio che ci arriva dai nostri amici che stanno seguendo questa diretta di Open Siciliano Live. Il buongiorno che arriva da John Blandi direttamente da New York. Ciao John, è sempre un piacere trovarti qui con noi. Maurizio Tuminia che dice buongiorno, io compro siciliano e noi ovviamente vi salutiamo con grandissimo affetto. Giuseppe Trento ci augura un buon martedì, dice ci segue con piacere dalla Slovacchia, vedi questa Sicilia piace tantissimo a chi è lontano, c'è Antonino di Caccamo che ci saluta da Milano e quindi ancora di più torniamo a ricordare quello che ci siamo appena detto. La meravigliosa Selina Alcalà che dice quanto è carina questa finestra a forma di Sicilia packaging. Occhio attento quello di Selina, è verissimo. Il timo al limone nella sala Moi è una cosa fenomenale. Il timo al limone? Sì, c'è anche una varietà di timo che è il timo limonato. No, il mio in realtà è il classico timo, E noi ci quindi mettiamo per un po' di non limone a divulgare. parte, mettiamo Quindi, timo, limone, olio e viene fuori lo stesso. sì, va Vedi, bene vedi, alla c'è fine. sempre da scoprire.
Sì, ma poi io penso che comunque in cucina, ovviamente non sono uno chef, ma sperimentare è come dire, la cosa più importante, perché come dire, si tratta comunque di prodotti, di aromi versatili. Cioè io in ogni caso nel retro della confezione vado sempre a suggerire quello che può essere l'uso in cucina, in modo tale che magari gente che non conosce la Santoreggia come si può utilizzare, in realtà lo trova scritto nella confezione, quindi è importante anche accompagnare quello che è il consumatore nella scelta. E poi in ogni caso quello che può andare bene per me magari non va bene per te, quindi come dire, sperimentare secondo me è la base di tutto. Prima di tutto bisogna provare questi prodotti dei Due Palmenti che potete trovare su www.iocomprosiciliano.com e ringraziamo Martino Allegra per essere stato con noi qui a raccontarci tanto della sua azienda, dei suoi prodotti e della sua esperienza personale. Grazie Martino. Grazie a voi per avermi invitato, insomma è stato un grande piacere. Poi ci rivediamo quando è tempo di raccolta, allora. Allora sì, potremmo anche fare eventualmente una diretta anche in loco, quindi se il tempo permette vi faccio vedere, come dire, da dove tutto ha origine. Allora, questa la dico subito alla nostra Marzia Monreale, così poi al momento giusto proveremo ad organizzare, sarebbe veramente bellissimo. Grazie ancora Martino Allegra. Grazie a voi. I Due Palmenti. Ciao. Siamo arrivati a martedì. Che cosa accade fra pochissimi giorni? Vabbè, domani a mezzogiorno sempre un altro nostro appuntamento, ma giovedì sera live dal Mob di Palermo alle 21:30 il secondo appuntamento con Sicily On Air Live, il nostro super mega Vincenzo Canzone, tanti altri ospiti in questa nuova puntata. Noi ci salutiamo qui, ringrazio Paolo Gatto per la regia e ci salutiamo guardando proprio il promo di Sicily On Air Live. Ciao, buona giornata. Non dimenticate l'appuntamento con Vincenzo Canzone ogni giovedì alle 21:30. Io compro siciliano. Sicily On Air, il music show dei siciliani.